Sì, buongiorno a tutti, benvenuti qui a Palazzo Ferrofini, sede del Consiglio regionale, nella sala conferenze Fallaci. Do il benvenuto alla collega consigliere Silvia Maino, all'assessore del comune di Lonigo Andrea Castiello, al sindaco del comune di Campiglia Massimo Zulian, naturalmente all'autore Giovanni Florio e anche al copresentatore che ci sarà oggi, Matteo Melchiorre, direttore del museo di Castelfranco. Naturalmente do il benvenuto anche ai loro ospiti che sono oggi intervenuti assieme, che sono qui ad ascoltare questa diretta sulla presentazione di questo bellissimo libro, bellissimo testo di Giovanni Florio, che ci parlerà della micropolitica della rappresentanza, dinamiche del potere a Venezia in età moderna. Allora, innanzitutto, prima di dire qualcosa sull'autore che fortunatamente conosco, chiamerei sia Giovanni Florio che Matteo Melchiorre qui vicino a me a prendere posizione, visto che presenteranno il libro in una forma particolare con un dialogo che poi prego. Allora, benvenuti, ci sediamo così ci mettiamo comodi. A me fa piacere innanzitutto ospitare Giovanni Florio qui oggi. Giovanni è uno storico, un ricercatore, ma io l'ho visto anche come direttore artistico, direi con successo, visto che da tempo si tiene uno spettacolo nell'area iberica che si chiama Venezia da terra e tratta anche questo, le tematiche di Venezia nella terraferma, e Giovanni è parte attiva, poi anche il sindaco di Campiglia Zulian è l'ideatore, diciamo, negli anni passati di questo festival. E io l'ho visto anche come attore, perché fa parte di una compagnia teatrale premiata anche a livello nazionale, l'Archibugio, ed è giusto insomma dire un autore poliedrico. Ecco, in questo libro l'autore mette in luce le dinamiche del potere a Venezia in età moderna, quindi riporta quel rapporto che c'è o cerca di raccontare il rapporto che c'era tra terraferma e Venezia, e un'interazione tra le comunità locali che riscontriamo leggendo il libro al tempo, ma che c'è ancora oggi in forme diverse. C'è chiaramente un diverso sistema elettorale, un diverso sistema di rappresentanza, una diversa politica e anche una diversa politica del consenso, quindi il rapporto è chiaramente diverso. Però possiamo leggere appunto quello spaccato di storia anche in confronto all'epoca contemporanea e magari fare anche qualche giusta riflessione. Giovanni Florio ha affrontato questo lavoro come, conoscendolo posso dire, affronta tutti i lavori con meticolosità, con un grandissimo approfondimento storico e archivistico. Tra l'altro, voglio anche ricordare che Giovanni Florio come storico, ma anche altri colleghi che sono intervenuti poi nel Vicentino avendoli seguiti in alcuni lavori, non mancano mai di ricordare l'importanza degli archivi storici. Gli archivi storici, sia gli archivi riconosciuti, ma soprattutto anche quelli non riconosciuti, quelli locali, presenti nei comuni, che è un patrimonio veramente impressionante, soprattutto qui in Veneto. Quindi si tratta di un volume importante che è patrocinato dal Consiglio europeo della ricerca, e fa piacere ospitarlo qui perché Palazzo Ferrofini è la sede del Consiglio regionale, quindi la sede sostanzialmente dell'organo legislativo massimo regionale del Veneto. Per cui vi ringrazio e buon ascolto. Io cedo la parola a Giovanni. Grazie Marco per questa bella presentazione e grazie anche per questa opportunità di poter presentare questo libro qui. È un libro che parla dell'intero Veneto. I casi studi affrontati coprono praticamente l'intera terraferma veneta e credo che questo sia il luogo più opportuno dove presentarlo. E per gestire questa presentazione ho pensato di coinvolgere un collega ed amico che è Matteo Melchiorre, direttore del Museo di Castelfranco, ma anche molti di voi lo conosceranno come autore di testi storici di grande rilevanza, ma anche autore di romanzi. E ho voluto qui con me Matteo anche per un motivo molto pratico, perché Matteo è stato uno dei primi a leggerlo, questo libro. Appena è uscito, Matteo l'ha subito
avuto subito modo di metterci le mani sopra e sfogliarlo con grande attenzione e darmi fin da subito degli ottimi riscontri. Abbiamo già avuto modo di testarla, questa presentazione, infatti, perché è già la seconda volta che lavoriamo in coppia, che lavoriamo in coppia, ecco, con questo libro, perché abbiamo lavorato in coppia su altri libri, e per cui ecco, abbiamo pensato anche di portare così ad un pubblico, al pubblico presente in sala, che ringrazio, ma anche al pubblico che ci sta seguendo in diretta streaming, portare quelle che sono le nostre chiacchierate che facciamo al telefono o di persona, magari di fronte a un bicchiere di vino, insomma, riuscire a portarle, ecco, in un altro contesto. Sì, per cui Matteo, io con questo guarda, lascerei a te il compito di sollecitarmi su quello che vuoi. Cose giuste. Ecco. No, una cosa indubbiamente da dire che è stata anche anticipata in un certo qual modo è che questo è un libro archivisticamente fondato. Non è così scontato in un momento in cui la ricerca archivistica è piuttosto marginale. Se uno prende una bibliografia di un libro di storia scritto, poniamo, a fine anni 90 e ancora qualcosetta prima decade degli anni 2000, vai nelle note, la presenza dell'archivio è forte. Prendi libri pubblicati già dalla seconda decade degli anni 2000 in poi ed è sempre più ridotta la dimensione dello spazio dell'archivio, e questo per tutta una serie di questioni che adesso non è il luogo in cui esaminarle di fino. Il libro di Giovanni Flori invece è un libro archivisticamente fondato, non è un libro che si legga, diciamolo subito, togliendo la testa e mettendola sul comodino. È un libro che va letto con cura, con attenzione e pesandolo bene. E io ci siamo detti, cominciamo in maniera grammaticale. Tu mi hai detto, no, cominciamo dal soggetto. Io ti dico no, cominciamo da un complemento di luogo. Ok? Quindi cominciamo proprio a parlare, direi, del contesto. C'è un libro che parla di quello di cui vedremo, in quale contesto, in quale epoca? È un libro che parla di diversi contesti in realtà, e questo uso del plurale non è a caso, adesso spiegheremo anche perché. È un libro che racconta, come vi dicevo, di dinamiche che vedono coinvolte la città di Venezia e la terraferma veneta in un arco cronologico tutto sommato piuttosto ampio, che copre l'intero 400, il secolo nel quale Venezia si espande verso la terraferma, ma che si protrae, insomma, questa analisi che ho condotto, per il 5 e per il primo 600. Ecco, per cui è anche uno spettro cronologico piuttosto ampio quello contemplato. Che cos'è questo contesto? O meglio, che cosa sono questi contesti? Me lo sono fatta anch'io questa domanda. Ed è stata la domanda che ha rallentato la scrittura di questo libro, perché non è una domanda semplice alla quale rispondere. Che cosa fu il Veneto in quest'epoca che abbiamo appena definito? Non è una risposta semplice, perché a questa domanda ha già risposto il contesto stesso, ha già risposto il Veneto e Venezia all'epoca. Sono anni nei quali gli storici ci raccontano Venezia costruisce una propria modalità di autoracconto, che qualche storico ha definito sotto il lemma di mito di Venezia, ecco. E raccontare che cos'è il Veneto in quell'epoca lì significa confrontarsi con una risposta già data da Venezia stessa all'epoca. Ho dovuto scegliere. Prima ci confrontavamo, ma come si racconta la storia? Forse lasciare che siano i documenti stessi a parlare, forse è la maniera più intelligente per farlo. E ho voluto iniziare questo libro proprio con un documento che ho trovato estremamente parlante e che risponde a questa domanda che mi ha proposto Matteo, che è questa relazione pubblicata da un grande intellettuale di fine 500, primo 600, che è Giovanni Botero, un intellettuale di caratura internazionale. A lui dobbiamo la definizione, se non altro, di quello che è un lemma che troviamo molto spesso utilizzato sui giornali, lo troviamo, fa parte del nostro modo di parlare, che è l'idea di ragion di Stato. Ebbene, Botero a inizio 600 pubblica una relazione della Repubblica Veneziana, ed è un testo particolarmente interessante, se non altro perché è un testo scritto occultamente a quattro mani. C'è l'impostazione botteriana, ma
c'è altresì una mano che non conosciamo, che è quella del censore del Consiglio dei 10, questa grande magistratura veneziana che interviene sul testo. Quello che ne esce quindi è un testo nel quale l'autorità repubblicana di Venezia in qualche modo si riconosce. È un testo che piace, la cui pubblicazione viene autorizzata dalla Repubblica stessa, che a quell'altezza si vuole rappresentare così. Non entro nei mille rivoli di questo testo, ma sottolineo un aspetto che secondo me è quello che mi ha permesso di rispondere alla domanda proposta da Matteo. Com'è questo contesto? Beh, Botero risponde a questa domanda in maniera piuttosto precisa e ci dice che nell'osservare Venezia e il Veneto all'epoca si ha l'impressione di avere, e cito testualmente, un governo diviso in due parti. Perché da un lato abbiamo Venezia, che è una repubblica, ma è una repubblica ancora urbana, ancora cittadina, nel quale abbiamo un corpo patrizio che per diritto di sangue gestisce le redini dello Stato. Chi può, scendiamo dal peruranio, chi può accedere nella sala di Maggior Consiglio di Palazzo Ducale e avere seggio lì è un appartenente a determinate famiglie che sono le famiglie patrizie veneziane. Quindi da un lato c'è questo e dall'altro c'è il modo attraverso il quale questa realtà, questa città-stato repubblicana governa i territori che a vario titolo sono entrati nella sua sfera di dominio, dice Botero, di interesse, sono stati conquistati, si sono dati più o meno volontariamente a Venezia. Quello che abbiamo di fronte è forse l'esempio più eclatante di quello che gli storici definiscono come stato composito, che è la forma stato per come principale, per come si va a conformare nelle epoche che abbiamo definito. Una realtà dominante quindi che detiene un certo monopolio su quella che è la politica in senso strettissimo, e una serie di altri corpi che hanno delle loro prerogative, hanno delle loro autonomie, hanno delle loro peculiarità, hanno delle loro realtà istituzionali e soprattutto un profilo politico proprio ben definito, ma che sono in qualche modo separate rispetto a questa altra realtà che è la Repubblica di Venezia. Quindi da un lato abbiamo una Repubblica urbana cittadina, la Repubblica di Venezia, e dall'altro abbiamo una res publica più vasta, fatta di tutte queste altre particelle che a qualche titolo a questa realtà urbana di Venezia sono sottomesse. Per questo vi dicevo i contesti, non il contesto. Quando ragioniamo di Repubblica di Venezia, dobbiamo ragionare in questi termini qui, dobbiamo ragionare di diversi livelli che intersecano e che in qualche maniera debbono trovare il modo di entrare in dialogo. Non so se ho risposto alla tua domanda. Ad abbondantiam, direi, nel senso pienamente, perché proprio il tema su cui io volevo sollecitare era questo dello stato composito, cioè dire che c'è proprio questo stato che è la risultante, la sommatoria di realtà distinte, non tutte integrate con la stessa omogeneità rispetto al tessuto della compagine statuale, percorso da mille frontiere, da mille confini, di dimensioni urbane, di tradizioni politiche specifiche. E quindi tutto questo pesa all'interno di una struttura statuale che deve avere una sua tenuta. E due questioni, no, che vorrei evidenziare sono queste. La prima è quello del problema di riqualificare i ceti dirigenti di tradizione, addirittura cavalleresca per le città più grandi della terraferma, dominanti nelle città suddite, che si trovano di fatto privati della possibilità di un intervento nel governo alto. E dall'altra parte l'esigenza per quelle stesse comunità suddite, guidate da questi stessi patriziati sudditi, di dover continuamente negoziare, rapportarsi, interfacciarsi con il governo centrale. Ed è qui che viene fuori il soggetto del tuo libro, i nunzi. Che cosa sono, che origini hanno,
perché sono così diversi tra di loro. Quanto tempo abbiamo a disposizione? Perché questa è la domanda. È la domanda. Cercherò di essere sintetico. Certo, come abbiamo detto, c'è una certa separatezza anche di tipo politico, ma qualcuno dice anche da un punto di vista antropologico. Sono delle realtà diverse, appunto, sono dei patriziati che rispondono a logiche un po' differenti. C'è un governo della Repubblica e dello Stato che le è sottomesso, ci sono dei governi locali che sono soprattutto dei grandi consigli delle città di terraferma, ma anche di medie città e di piccole città, che hanno delle facoltà di amministrazione e di governo a livello locale, sulle quali teoricamente Venezia non potrebbe mettere, se non altro in prima istanza, metter becco. Ebbene, come si fa a far funzionare un sistema di questo tipo, di vasi non completamente comunicanti? Come si fa a rendere fluido il funzionamento di uno Stato di questo tipo? Questa è una domanda che ha interessato molto gli storici, come minimo da 60 anni, come minimo. È il tema della storiografia venezianistica. Come poter rompere, posto l'esistenza di questo diaframma, come poterlo valicare? Molti studi sono dedicati sul fenomeno visto dall'alto verso il basso, cioè quindi su come Venezia riesce a interagire con queste realtà attraverso l'insediamento di propri magistrati, attraverso la politica del diritto, attraverso la politica tout court. Io ho voluto tentare l'altra via, ho tentato di leggere il processo contrario e mi sono chiesto come le comunità di terraferma abbiano potuto interagire con il sistema aristocratico patrizio veneziano. In che modo? E quello che ne è emerso è un processo, come vi dicevo, uguale e contrario, perché certo, Venezia insedia dei propri rappresentanti in terraferma, ma non è che le comunità di terraferma facciano qualcosa di diverso. Anch'esse, secondo percorsi naturalmente diversi, tentano di insediare delle figure che in qualche modo le rappresentino sulla soglia del potere repubblicano. E la scelta di questa immagine per la copertina del libro non è casuale. Non è casuale. Questa è un'incisione, tra l'altro, piuttosto famosa. Giacomo Franco, siamo a inizio 600, un grande incisore veneziano. Giacomo Franco pubblica una serie di incisioni che ci mostra soprattutto le feste veneziane. Ma pubblica anche una serie di vedute della città di Venezia. Purtroppo qui abbiamo solo il dettaglio di questa incisione, che in realtà è molto più ampia. È una incisione nella quale noi vediamo Palazzo Ducale visto dalla piazzetta, quindi visto dalla Biblioteca Marciana, per intenderci. La didascalia che sceglie Giacomo Franco è piuttosto eloquente, perché noi ci immagineremo questo è Palazzo Ducale visto dalla zecca o visto dalla piazzetta. Invece no. Giacomo Franco ci dice questo è Palazzo Ducale, il luogo nel quale si discutono tutte le cause di terraferma e è il luogo nel quale dove arrivano tutti quanti gli appelli. C'è una lettura molto ben connotata di quella che è un'immagine. Se noi la vedessimo per esteso saremmo colpiti dall'architettura, non certo dalla funzione. Sulla base di questa didascalia io ho voluto individuare questo dettaglio. È un dettaglio che ci fa vedere parte di Porta della Carta, che era certo una porta ad uso cerimoniale, ma che era la porta dove quotidianamente si presentavano i supplicanti o le parti in causa, coloro i quali accedevano a Palazzo Ducale per agire in esso per quello che Palazzo Ducale era, un luogo di potere ma un luogo della giustizia. Quindi per interpellare la giustizia, per interpellare il potere politico, per interpellare in senso lato il principe. E sotto Porta della Carta Giacomo Franco ci dipinge questa scena. Abbiamo dei personaggi togati, che sono chiaramente dei patrizi veneziani, che stanno stringendo delle mani a dei personaggi che togati non sono, che sono vestiti da gentiluomini di terraferma, o più in generale delle realtà suddite. Questi, a mio avviso,
questa rappresentazione allude a delle dinamiche che sono protagoniste nel mio libro. Quindi a queste figure di rappresentanza, questi nunzi e ambasciatori, eletti dalle comunità suddite, soprattutto dalle grandi città di terraferma, per risiedere più o meno costantemente a Venezia e intercettare il potere politico rappresentato dal corpo patrizio e dalle magistrature patrizie. Andando a fare che cosa? Certamente a interpellare il potere nelle forme che abbiamo descritto prima, quindi attraverso la presentazione di suppliche, richieste e l'ingaggio di cause, sostanzialmente, ma anche andando a esercitare quella che è una pressione politica costante sul corpo patrizio. Questo è quello a cui allude il titolo del volume, un titolo un po' criptico forse, no? Che si muove molto su concetti astratti. In realtà in questo libro, come sempre accade nel momento in cui ci si confronta con l'archivio, c'è molta vita, c'è molta concretezza. È un libro che parla di vicende umane, sostanzialmente, di vicende umane e di relazioni, di reti ingaggiate da queste figure di rappresentanze insediate a Venezia, di queste schegge di terraferma incuneate nel tessuto sociale veneziano. Esatto, questi nunzi, ma dunque noi non dovremmo confondere. Allora, alle volte sono chiamati oratori, è vero anche, però non sono esattamente degli oratori. Sono figure di che profilo sociale intanto? Cioè sono personaggi di primo piano nelle elite cittadine della terraferma, sono, come si può dire, degli annusatori di possibilità, sono dei traffichini. Cosa sono questi nunzi? Perché c'è un esempio che mi pare molto interessante, se magari vuoi spendersi due parole, che è quello di Flaminio Buttiron, che è un nunzio padovano di fine 5, sì. Di fine 5, inizio 6. Ecco, raccontaci un po' del profilo, del tipo umano, nunzio. Mi piace questa definizione di tipo umano perché era proprio quello di cui andavo in cerca. Chiaramente, sapete, quando si legge un libro, la ricerca, i fili della ricerca sono già tutti dipanati, è tutto piuttosto chiaro, prosegue tutto per processi lineari, no? Di ragionamento. In realtà una ricerca si costruisce secondo dei percorsi che sono ben più tortuosi. Io ero partito dalle lettere di questi nunzi, perché torniamo sull'archivio, perché si è potuto scrivere questo libro, perché noi abbiamo nella sostanziale totalità degli archivi di terraferma abbiamo gli epistolari di queste figure che dovevano rendere conto quotidianamente della loro attività di rappresentanza ed è una documentazione straordinaria, perché è una documentazione scritta con un'ottica di terraferma, perché questi sono dei rappresentanti delle comunità suddite, ma un'ottica di terraferma puntata e insediata costantemente a Venezia, per cui abbiamo delle fonti pressoché inesplorate che ci raccontano una storia della città di Venezia, però sono depositate altrove e lette con un altro occhiale. Dopo essermi confrontato a più riprese con questo tipo di scritture, mi sono detto, forse è arrivato il momento di capire se queste scritture, è arrivato il momento di dare un nome a chi ha scritto queste cose. Un nome collettivo, bisogna costruire una prosopografia, quindi una biografia collettiva di questo tipo umano che è il nunzio o l'oratore. Sono stato fortunato perché soprattutto l'archivio padovano conserva le suppliche per accedere alla carica di nunzio di Padova, sostanzialmente i curriculum, diremmo oggi, per farsi assumere come nunzio. Questi erano dei precari ante litteram, l'incarico durava 3 anni, dopo 3 anni bisogna trovare il modo di farselo rinnovare in qualche modo, questo incarico. E in queste suppliche, che chiaramente portano avanti una autodescrizione finalizzata ad assumere l'incarico, è chiaro che sono ricche di storture e di esagerazioni. È chiaro che è un esercizio retorico la presentazione di una supplica. Ma, consapevoli di questo, in ogni caso si è potuto andare a
individuare quelli che sono i tratti comuni di questa figura, andando a studiare chi, soprattutto coloro i quali non vincono al concorso, quelli che vengono bocciati. Studiando le bocciature si capisce quali sono le caratteristiche da non avere per fare il nunzio. Ebbene, quello che è emerso per rispondere alla tua domanda è questo, che sono due figure sostanzialmente. Da un lato c'è una figura più antica, che è quella dell'oratore, altre volte detto ambasciatore, proprio come erano chiamati le figure della diplomazia internazionale. Già questo sottolinea la distinzione che esisteva. Pensate se adesso per parlare con il consiglio regionale la comunità di Orgiano dovesse mandare un ambasciatore con delle lettere credenziali a presentarsi in consiglio, no? E c'è una figura più così, con una nobiltà di istituto più fondata, che è quella dell'oratore, che viene mandato nel momento in cui bisogna protestare in maniera ferma contro determinate azioni condotte contro la comunità, nel momento in cui bisogna protestare contro le stesse magistrature veneziane, perché in qualche modo hanno leso quelli che sono le prerogative locali confermate a queste comunità. Ma a un certo punto, ricordatevi la didascalia di Giacomo Franco, questo è il luogo dove arrivano tutte le istanze dalla terraferma, ad un certo punto il meccanismo esplode, proprio per il numero di richieste che arrivano, e a un certo punto, in maniera piuttosto precoce, perché è un fenomeno che già vediamo in nuce all'altezza della metà del 400, si sente la necessità di creare un rappresentante stabile, qualcuno che non sia mandato ad hoc a Venezia, come era l'oratore, per discutere una determinata causa, per presentare al doge una determinata supplica, ma qualcuno che stia a Venezia per 3 anni continui, che tenga casa a Venezia, per usare l'espressione delle commissioni, e che stia lì non solo nei momenti ufficiali in cui bisogna rapportarsi ufficialmente col potere, avere un'udienza a Palazzo Ducale, ma che gestisca il potere, gestisca il rapporto con il potere rappresentato dalla Repubblica di Venezia nella sua quotidianità. E questi sono i nunzi. Per fare questo, è una figura, quindi capirete da voi l'importanza di una figura di questo tipo. Una figura di questo tipo può facilmente sfuggire di mano. Pensiamo ad avere un delegato che è lì a Venezia, che parla ogni giorno con il doge, che parla ogni giorno con i savi del Consiglio, che parla ogni giorno con i capi del Consiglio dei 10 e che intrattiene con essi dei rapporti di ordine personale, di amicizia, poi magari definiremo meglio questo termine, con queste figure. Ebbene, le comunità di terraferma sentono di doversi cautelare in questo e tendono a delegare queste funzioni a delle figure che hanno delle capacità, perché molto spesso sono dei giuristi, ma non sono delle persone di primo dell'inner circle, diciamo, della comunità, non sono dei boss della comunità, sono delle figure che possono essere controllate politicamente e che possono essere controllate anche economicamente. E il quadro che ne emerge è un quadro estremamente variegato. Abbiamo dei traffichini, per l'appunto, delle persone che cercano uno stipendio, che cercano una possibilità di avere una rendita per 3 anni costante, o al contrario abbiamo delle persone a cui la vita locale sta stretta e che sfruttano la possibilità di fare il nunzio a Venezia per 3 anni continui per potersi inserire, per nuotare nel mare grande, per potersi inserire in dinamiche di potere ben più ampie. Esatto, appunto, come era un po' il caso di tanti nunzi. Quindi a questo punto io proverei a trovare una sorta di sintesi conclusiva di questo nostro ragionamento. Il termine micropolitica secondo me funziona benissimo, perché è esattamente quella micropolitica che vediamo svolgersi lì nell'immagine di copertina, in cui c'è questa
questa negoziazione continua. Chiunque per caso o per merito sfogli semplicemente i registri dei libri di consigli delle città di terraferma, siano città piccole, piccolissime, medie o grandissime, come erano le città della terraferma senz'altro nella primissima età moderna, si renderà conto di quanto continue siano le pratiche con la capitale. Sono pratiche giudiziarie, pratiche economiche, di politiche quindi in senso stretto. Il tutto ruota intorno, bene o male, al concetto di clientela, al concetto di reti, per dirla in maniera meno come si può dire, connotata, no? C'è un episodio che tu ricordi e che io lo vedo molto, proprio la metafora, un po' di tutto questo meccanismo qui, che tu racconti nel libro, che è il battesimo di Chiara Minotto. Chiara Minotto, sì. Stiamo parlando di un dipinto. Sì. Stiamo parlando di un dipinto credo attualmente di proprietà della Fondazione La Cassa di Risparmio Padova e Rovigo. Un dipinto di piccole dimensioni, tra l'altro, nel quale viene rappresentato il battesimo della figlia di un rettore veneziano. Voi sapete che in terraferma Venezia insediava delle figure dei propri governatori, usiamo questo termine così per intenderci, che avevano il compito di rappresentare il potere veneziano in terraferma e di esercitarlo. In teoria doveva essere un esercizio del potere al grado zero. Al rettore intrattenere dei rapporti troppo stretti con la comunità da lui governata in qualche modo doveva essere precluso. C'è tutta una serie di legislazione veneziana volta proprio a evitare gli eccessi. In realtà l'antropologia ci racconta qualcosa di completamente diverso. Ci racconta qualcosa di completamente diverso e ci racconta di dinamiche completamente diverse. Il grado zero non esiste. Nel momento in cui ci si trova così come i nunzi in qualche modo intrattengono dei rapporti con la realtà veneziana, allo stesso modo il rettore, insediato in terraferma per un lungo periodo, si trova a intrattenere dei rapporti con il tessuto sociale, antropologico, locale. Ebbene, in questo dipinto noi che cosa vediamo? Vediamo Padova, che è la città nel quale questo Minotto era stato rettore, che tiene a battesimo la nipote del rettore stesso. E la tiene a battesimo in tre modi diversi, perché da un lato abbiamo un'allegoria della città di Padova che porta al fonte battesimale la nipote del rettore, ma dall'altro abbiamo i deputati, che hanno i capi della comunità di Padova, che fisicamente stanno porgendo il fonte battesimale, e poi c'è Padova rappresentata dietro con i suoi monumenti. Un rapporto quindi strettissimo di parentela, perché ricordiamolo, il battesimo è un tipo di parentela simbolica fra il rettore, ex governatore e la comunità governata. Questo dipinto viene donato per salutare l'uscita del rettore, nel momento in cui se ne va da Padova perché ha finito il suo incarico. E la comunità si affretta a chiedere a Leandro Bassano, non l'ultimo arrivato, di completare questo dipinto, perché bisogna donarlo esattamente all'uscita del rettore. Perché? E questo ce lo dice il libro Parti della comunità di Padova, perché deve andarsene con una memoria del rapporto che abbiamo stretto. Ebbene, Matteo usava il termine metafora. Per me in realtà stiamo parlando di qualcosa di estremamente concreto, perché nel momento in cui noi prendiamo il manufatto d'arte e lo mettiamo in confronto con l'archivio, noi leggiamo come all'indomani e negli anni a seguire la presentazione di questo dono, i rappresentanti della comunità di Padova diventino degli assidui frequentatori di casa Minotto. Minotto, che nel frattempo ha lasciato il suo incarico padovano, ha iniziato una diversa carriera presso le magistrature centrali di Palazzo Ducale, e che quindi diventa un interlocutore forte, un protettore, come si usava dire all'epoca, della comunità presso delle magistrature all'interno delle quali, e degli organi politici all'interno delle quali, per il sistema che abbiamo definito prima, la comunità locale mai sarebbe potuta entrare.
perché non facente parte del patriziato veneziano. Ecco quindi come dinamiche di questo tipo, così ben rappresentate, ben incistate in immagini, ebbene possono raccontarci delle dinamiche di estrema concretezza. Grazie Giovanni. Grazie a te. Sì, grazie. Concludo io innanzitutto ringraziando Giovanni e ringraziandovi anzi entrambi per questa illustrazione del libro, che si può acquistare anche giustamente dove? Il libro ha una particolarità, essendo finanziato dall'Unione Europea, ricordiamo che parte di questa ricerca è stata condotta all'interno di un progetto europeo, che è il progetto RISC, che si è concluso dopo 5 anni, il mese scorso tra l'altro, presso l'Università di Padova, coordinato dal professor Metlica. Essendo un libro finanziato dall'Unione Europea, questa particolarità è disponibile in duplice forma. Potete acquistarlo il cartaceo su tutti i canali che ben conoscete, non ultimo fisicamente andando in libreria, cosa che non fa mai male, ma è anche scaricabile in PDF gratuito presso il sito dell'editore che è Carocci, per cui se volete anche sfogliarlo o curiosare se la vostra comunità di appartenenza è contemplata all'interno del volume, potete farlo con il PDF che è gratuito sul sito dell'editore. C'è a dire che è un libro di 300 e passa pagine, vi assicuro che avere il cartaceo è meglio, questo ve lo posso assicurare. Grazie a Giovanni Florio, grazie anche a Matteo Melchiorre e grazie a tutti voi che avete seguito questa diretta. Vi aspettiamo per altre presentazioni, per altri libri sicuramente interessantissimi, e quindi grazie a tutti e arrivederci.